bentrovati a Per Sport, la nuova rubrica sportiva della Tenda TV. Come vedete non siamo in studio, siamo a Sesto Pusteria in una giornata straordinaria, un po' freddina per la verità, però è veramente bellissimo questo scenario. Siamo qui ovviamente per parlare di sci e in particolare dello Sci Club Vittorio Veneto, che oggi celebra la giornata finale di conclusione dei corsi di sci alpino con una garetta e una grande festa per chiudere questa parentesi invernale della loro stagione. I pullman sono arrivati, tutto a posto, sono oltre 130 gli occupanti, più diverse macchine, saranno quasi 200 persone oggi dello Sci Club Vittorio Veneto che stanno per cimentarsi sulla pista che tra un po' verrà inquadrata. C'è grande fermento, c'è anche già odore di bracciole, secondo me anche la cucina è già al lavoro, il podio è quasi pronto, siamo veramente tutti in attesa di vedere le prime performance. Occhi un po' assonnati dai bambini, ma c'è già grande tensione agonistica, sarà tutta da vivere. Siamo con Herbert Summerer, il direttore della scuola sci delle Dolomiti di Sesto. Allora Herbert, si faceva il conto prima che sono quasi 20 anni che lo Sci Club Vittorio Veneto è vostro ospite, forse è uno dei vostri, tra virgolette, clienti più antichi. Sì, siamo molto fieri di avere quel Sci Club Vittorio Veneto. Io adesso da 12 anni che sono direttore della scuola di sci. Devo dire che proprio abbiamo sempre lavorato bene insieme e naturalmente come Sci Club Vittorio Veneto si impegna molto, è un lavoro molto sociale, naturalmente noi proviamo anche di venire incontro e naturalmente la collaborazione è come una grande famiglia. Sicuramente il fatto che siano 20 anni che tornano, evidentemente si sono trovati molto bene e in effetti questa è la voce che giunge anche a Vittorio Veneto. Qui oggi è una giornata davvero fantastica, ma il colorito del tuo volto dimostra che il sole qua non è solo oggi. No, abbiamo tantissime bellissime giornate, proprio le Dolomiti, soprattutto le Dolomiti occidentali nostre qua, abbiamo quasi 200 oltre giorni belli all'anno, per cui è sempre sole qui da noi. Questa festa di oggi conclude l'ennesimo corso. Abbiamo detto che lo Sci Club fa soprattutto l'aspetto sociale, nel senso che insegna a sciare a ragazzi e adulti. Quanti ragazzi e adulti ci sono in una stagione che imparano sulle vostre piste, circa? Ma io penso saranno 3-4 mila, dipende un pochettino, più o meno, dipende un pochettino quanto è lunga la stagione, ma comunque ne abbiamo parecchi. E questa stagione dal punto di vista sciistico come sta andando, o meglio quasi come è andata, perché siamo verso la fine? Ma insomma possiamo essere sempre contenti, siccome Pasqua fa tanto in là, allora la stagione è molto lunga e di conseguenza naturalmente mancano un po' le settimane bianche in mezzo, ma comunque poi fino alla fine arriveremo di nuovo sulle stesse cifre che avremmo avuto sempre, perché avendo una destinazione che si sta sviluppando in modo tale che abbiamo tanti impianti nuovi, funzionano bene, vuol dire che si va avanti. Sì, sì. Infatti io venivo in vacanza tanti anni fa da queste parti e in effetti nel corso degli anni si vede che si investe tanto sugli impianti anche. Sì, abbiamo molta fortuna in questo senso e si vede che naturalmente
il campo alpino, sci alpino è una gran concorrenza in tutto il mondo, soprattutto in Austria o anche qua nelle vicinanze, per cui naturalmente solo i migliori posti vanno avanti sui mercati e noi abbiamo la fortuna di essere uno di quelli. Qua sicuramente siamo al top. Grazie Herbert e buona giornata per oggi. Diego Silvestrini, presidente dello Sci Club Vittorio Veneto, è qui un po' triste di non poter essere sulle piste perché è infortunato, ma insomma è ovviamente partecipe a questa splendida giornata. Allora Presidente, si sta per concludere il primo corso da Presidente, dopo qualche anno da consigliere, adesso questa esperienza da Presidente, allora un bilancio veloce di questa annata. Beh, quest'anno abbiamo iniziato come al solito, un po' in sordina. Abbiamo avuto molto successo presso i soci con la partecipazione ai corsi e abbiamo riscontrato un aumento all'iscrizione anche ai corsi, con sorpresa perché sinceramente non me l'aspettavo. Quindi è la testimonianza che il lavoro dello Sci Club Vittorio Veneto è al massimo e soprattutto, se lo lasci dire da chi è ospite oggi, c'è un clima davvero familiare, è un bel stare insieme con lo Sci Club Vittorio Veneto. Sì, abbiamo creato un bel ambiente familiare e abbiamo riscontrato in questi anni sempre una continua buona partecipazione da parte dei soci. Vediamo, ci sono tante famiglie, anche c'è i genitori che accompagnano i figli, allora non si capisce se si divertono di più i figli o i genitori. Sì, esatto, comunque anche i genitori fanno la loro parte. E adesso sta per cominciare la gara, spieghiamo che è una gara che di fatto conclude i vari corsi di sci, cioè non ci sono categorie ma diciamo livelli di apprendimento. Sì, è una prova finale che diamo la possibilità sia ai corsisti che ai non corsisti a una prova per puro divertimento, diciamo. A seguire poi ci sarà un bel rinfresco, come facciamo ogni anno, insomma. E siamo stati in cima alla pista in partenza con il direttore degli impianti e ci ha parlato bene della vostra società che da oltre 20 anni viene qui a Sesto e siete insomma graditi ospiti. Sì, ci ospitano sempre molto ben volentieri e ci mettono a disposizione tutte le loro strutture che per il nostro scopo sono molto ben volute, insomma. Allora adesso è un consigliere, ma è sempre stato, almeno a Vittorio Veneto in tanti lo identificano con lo Sci Club Vittorio Veneto. Danilo Piccin, prima di questa avventura con lo Sci Club Vittorio Veneto, è soprattutto un grande appassionato di montagna e di sci. Io l'ho sempre visto abbronzato da quando lo conosco perché passa le sue domeniche sulle piste. Adesso ci ha coinvolto in questa bellissima giornata. La prima domanda è molto semplice. Qui l'impressione è che c'è sport, ma c'è soprattutto divertimento da parte di tutti. Questo sicuramente. I nostri soci sono qua sì per sciare, sì per passare la giornata, ma soprattutto si divertono. Tanto è vero che si portano familiari, figli, grandi, piccoli, cioè è una famiglia. È una famiglia che negli anni si è anche ingrandita perché dopo cercheremo di incrociarli, ma c'è anche gente che non viene da Vittorio Veneto, si è aggregata a voi perché si sa che con voi ci si diverte. Sì, è un passaparola tra amici che magari non sono tutti di Vittorio, però sanno che a Vittorio c'è questo club che in qualche maniera funziona, lo provano e ci rimangono e ci ritornano e questo per noi è molto gratificante, nel senso che tornare vuol dire gratificarsi, vuol dire che lavoriamo bene, insomma. Poi lasciami dire che non me ne vogliono tutte le altre località, ma Sesto è uno spettacolo straordinario e non a caso da oltre 20 anni ci venite. No, noi inizialmente parliamo di 25-30 anni fa, quando eravamo ancora a CAI, perché noi siamo una costola del CAI, questo è il modo forse un po' storico, ci siamo tolti, diciamo così, dal CAI e abbiamo fondato questo Sci Club qua. Eravamo a Cortina. A un certo punto siamo venuti qua, non so se più di 20 anni fa, a Sesto e francamente non ci siamo più mossi da qua. Piace a noi, piace ai nostri soci, vengono d'estate, d'inverno, si fanno le settimane bianche, vengono per i fatti loro perché noi facciamo conoscere la zona. Non resta che fare un gemellaggio tra Vittorio Veneto e Sesto. Qualche anno fa venne il sindaco Tre, venne su a fare le premiazioni, l'avevamo invitato e venne volentieri perché aveva la nipote o nipote a fare le premiazioni. Herbert portò il sindaco di Sesto e allora, all'epoca,
si ventilava di fare questo gemellaggio, perché no? Dopo la roba è morta là, perché sai, Beh, riproviamoci. magari il prossimo anno sì, perché no? Quando abbiamo detto che al Sci Club Vittorio Veneto si fa festa, è una dimostrazione questa immagine, ci sono anche gli spettatori a quattro zampe. Assolutamente. Damiano Peccolo, una volta lo chiamavano il sindaco di Serravalle, ecco, è qui. Oggi proprio in questo sito siamo venuti per supportare tutti i nostri atleti che chiaramente... No, diciamo che oggi Damiano non può sciare perché accompagna la nipotina. Ho accompagnato la nipotina, perché ho la moglie che non vuole più sciare, perché dice che ha paura, che non è vero, ma perché? Perché preferisce stare con la nipotina, seguirla, sai, i nonni e fatti così, purtroppo una nonna, sa come è. Comunque no, dai, non importa, va tutto molto bene, siamo felici, abbiamo portato anche la cagnolina a seguito. Come si chiama la cagnolina? La cagnolina si chiama Lea. Ecco, sì, appunto adesso ci prepariamo per supportare e fare un po' di tifo, perché sennò guarda cosa fine. Esatto. E soprattutto bisogna divertirsi. Questo Sci Club è fantastico per il semplice fatto che puntiamo tutto, innanzitutto sull'armonia, è una vita che esiste, ci divertiamo sempre, non faremo agonismo, però insomma... L'agonismo c'è altri che lo possono fare. Altri in Vittorio Veneto sono molto molto bravi, noi curiamo di più così il lato, diciamo, il lato del divertimento, collegato anche col fatto che tutto sommato si impara a sciare, cavolo. E non è una cosa da poco, perché con questi campi, soprattutto qua è fantastico per i bambini, con questi campetti qua, ragazzi, è una meraviglia. Chi che non impara a sciare qua? Allora, appena tolto gli sci dopo una ottima performance, Luca Pianca in questa impresentabile veste carnevalesca, vicepresidente dello Sci Club Vittorio Veneto. Una grande festa, Luca, mi pare che la giornata abbia favorito e sia comunque una grande festa. Sì, giornata splendida, tutti i bambini contenti. Non solo i bambini, mi pare. Sì, no, ma i grandi lo fanno per tenere, anche i bambini, sì, ma i grandi lo fanno per far contenti tutti i bambini. Esatto, diciamo che i bambini sono un alibi, in realtà i grandi vengono per divertirsi. Sì, così. Ok. Diciamo che è stata, adesso si conclude oggi il corso, mi pare di aver visto da profano che ci sono stati dei bei risultati, perché mi dicevano ragazzini che venivano giù dopo il primo corso già in grado di divertirsi. Sì, tranquillamente, qua vengono qui che non sanno sciare e come avete visto durante la gara sono partiti da metà percorso, però le porte le hanno fatte belli, tranquilli, sereni anche, non è che avevano paura di sciare, ok? Si imparano bene a sciare. Allora abbiamo qui due giovani campionesse dello Sci Club Vittorio Veneto, come ti chiami? Linda. E tu? Letizia. Allora, ma voi avete imparato a sciare da quanto tempo ormai? Io da 4 anni. E tu da quanto sci? Da 3. Da 3. Ma è più bravo il papà o il nonno a sciare? Papà. Ma siete sicuri? Perché il nonno è qua che vi sente? Sei sicura? Sì. E il nonno cosa dice adesso? Io lo so. Ma è bello sciare? Sì. Anche se bisogna alzarsi presto la mattina? Sì. Non importa, vero? Si dorme in corriera? Neanche in corriera? No. Ok. Un tocco di oriente anche alla gara dello Sci Club Vittorio Veneto. Il tuo nome è meglio che lo pronunci tu. Xian, Qiu Xian. Ok. Ascolta, hai imparato a sciare qui in Italia o a casa tua? Italia, perché sono viene da sud di Cina. Quindi in Cina non ci sono piste da sci? No, là sud non c'è la pista da sci, perché non c'è neve anche. Ho capito. E quindi ti sei appassionata dello sci vedendo la neve? Tanto, perché interessante, molto interessante sciare. E quanti anni sono che sci? 2 o 3 anni. E con questo club qua di matti come ti trovi? Tutte le persone sono molto simpatici, anche partiamo sempre puntuale, molto importante. Che per gli italiani non è semplice. No. Grazie, ciao. Ciao.
abbiamo sentito una ragazza che veniva dalla Cina, loro vengono da un po' più vicino ma non sono vittoriesi, sono un gruppo di Opitergini, vi presentate? Alessandro. Alessandra. Non si può sbagliare, tu? Enrico. E tu? Lorenzo. Lorenzo. Allora, Alessandro, da Alessandro a Alessandro, ci sono tanti sci club in giro per la provincia, però voi da Oderzo vi siete aggregati a questo sci club Vittorio Veneto. È 4 anni che veniamo su con loro. Ci Vi trovate trovati bene? bene e così continuiamo. E siete parte della compagnia da 4 anni. Ormai sì. E voi, Lorenzo, hai anche una coppa? Quanto sei arrivato? A 4. 4 coppe. Hai 4 coppe? Sì. Quest'anno sei arrivato primo, secondo, terzo? Cosa? Terzo. Terzo, bravo. E tu? Hai gareggiato? Io ti ho visto, sei stato bravissimo. Sì. E il prossimo anno vinci la coppa? Sì. Guarda, l'importante è sempre allenarsi, va bene? E divertirsi, ok? Ciao, ciao. Ciao. Siamo passati dalla Cina a Oderzo, adesso saliamo in Villaggio Paradiso, ma a Vittorio. Allora, io vedo qua 2 sorelle con 2 coppe. Cominciamo da te, come ti chiami? Aisha. E tu? Aurora. Allora, Aisha, se io cambio accento e lo dico il nome Aishia, sembra che sei nata per sciare tu. Quanti anni sono che sci? 3 anni. Da 3 anni ormai. Ma questa è una coppa grandissima, cosa sei arrivata prima? Sì. Davvero? E l'Aurora cosa è arrivata? Seconda. Ti ha battuto questa volta, E gli anni scorsi avevi vinto qualche primo posto? Seconda, sì, sempre. Beh, allora il prossimo anno si può vincere il primo posto? Sì. Ascolta, il papà vince? No. Il papà non vince? No. Devi insegnargli a sciare? No. Non gli insegni? No. E perché? Perché no? Non ti abbiamo visto in gara però. No, io ho tenuto a bada i cavalli No, vapore. questa è la scusa ufficiale. Questa è la scusa bella e buona. Grazie. In un abbigliamento un po' strano per essere una sciatrice, però è sicuramente in tema perché siamo a Carnevale. Paola ha fatto da speaker a questa bellissima giornata. È stata lunga, è stata importante, è stata faticosa, ma è stata divertente. Infatti l'ambiente è sicuramente di festa e questo emerge da tutti i volti. Sì, decisamente vedo che sono un po' tutti soddisfatti, se non altro i nostri sforzi sono stati premiati. Il nostro scopo è di portare più gente possibile, soprattutto le famiglie, in montagna, infatti cerchiamo di abbattere i costi il più possibile proprio per dare l'opportunità un po' a tutti, perché ovviamente lo sci è uno sport abbastanza costoso. E in questa maniera, come potete vedere, insomma, la gente riesce a portare i ragazzi e proprio le famiglie, c'è questa coesione tra tutti. Bella mi sembra anche la formula di mescolare un po', non esistono categorie, qua sono livelli di corso, quindi ci sono papà che gareggiano contro i figli e tutti felici alla fine. Sì, questo, ma noi facciamo questa garetta, è una prova di fine corso solo per divertirci, non abbiamo altre scopi. Per noi l'importante è che tutti restino soddisfatti, che si divertano, che respirino aria sana almeno una volta alla settimana, perché si può. E questo comunque, visto dal parterre, diciamo, i sorrisi che ci sono, la classifica non conta, sono tutti felici di andare sul podio o anche no? Sicuramente, questa è la cosa che più ci preme, avere gente soddisfatta e che si diverta. È importante, ne abbiamo abbastanza seccature durante la settimana, almeno la domenica che possiamo rilassarci un pochino. Conclusa la gara, qui ci sono 3 2 sono finiti sul podio, una ragazza che non è finita sul podio, ma il divertimento è comunque per tutti. Cominciamo da lei. La passione per lo sci c'è, ma il sacrificio di alzarsi la domenica? Sì, alle 5:30. Però nonostante questo? Sono arrivata ultima. Vabbè, ma gli ultimi saranno i primi, dicono, ma soprattutto il divertimento, mi sembra che siete tutti sorridenti. Sì, confermo. Ma a che livello sei dei corsi? Superior. Ah, superior. Allora chi di voi era davanti? Tu eri il secondo, Simone. Ti sei sentito gli sberleffi del papà? E se non c'era mio padre sotto che mi prendeva in giro come ogni volta. Però ho visto anche tua figlia, no? Anche mia figlia, sì, è il secondo anno e ha cominciato a scendere bene da sola e è una soddisfazione per il papà e per la mamma vederla scendere. Grazie. E ultimo ma non ultimo, il nome? Giulio. Giulio, tu cosa sei arrivato? Terzo. Però insomma sul podio non è male. Sì, dai, deve essere il primo anno anche che facevo il corso.
Ah, cioè terzo al primo anno? Sì, dei principianti comunque sempre. Bene, comunque è il primo di una lunga serie. Speriamo, dai. No, non di po', di anni. No, sì, di anni sì, sicuramente sì, perché è stata una bellissima esperienza, veramente. Ok, e la questione del sacrificio, della trasferta, della sveglia si supera in questi posti? Sì, anche perché la sveglia l'ho sempre a quell'ora là più o meno durante la settimana, quindi... E quindi quasi ti disturba a dormire? No, però diciamo un po' d'abitudine anche svegliarsi a queste ore. Daniele, un papà che aveva gli sci ma non si è cimentato nella gara e non sappiamo perché. Allora, in questa, adesso, a parte tutto, una bella festa, soprattutto il piacere di sciare, vedo, di genitori, famiglie, bambini. Sì, il senso è proprio questo, fare una giornata in un posto che è stupendo. Oggi c'è il sole che tra l'altro ci aiuta ad apprezzare ancora di più, divertirsi, panini col pastis, sole e sempre pole position, giusto? Esatto. E la gara tu niente? No, la gara lasciamo le bimbe che si divertono, si sono divertite, è stato bello, quindi bene così. Prossimo anno però fai la gara? Prossimo anno faremo la gara, ci proviamo. Ma la vinci? Ci proviamo. Come No, pronostico secco. Podio. La vinciamo. Eccoci qua, Monia ha una caratteristica particolare, è l'unica fondista di tutto questo gruppo. Hai seguito, era il primo livello del corso? Sì, è il primo livello del corso, prima facevo discesa, però poi essendomi rotto un ginocchio ho detto vabbè, voglio provare un'esperienza diversa e mi è piaciuto, sì, lo rifarò di sicuro. Quindi il richiamo della neve anche con un ginocchio a pezzi? Sì, sì, mi è sempre piaciuto fin da piccola, quindi, però ritornerò anche a fare discesa sicuramente perché è un'altra cosa. Facciamo la distinzione allora, il piacere che si prova con l'una e con l'altra. La discesa è più adrenalina, più, come posso dire, non vedi tanti paesaggi, invece col fondo apprezzi di più il paesaggio, ti puoi fermare un attimo di più, cioè mi piace, sono due cose totalmente diverse. Però il paesaggio che si vede, come dicevi prima, si gusta di più. Sì, si gusta di più il paesaggio sicuramente. E si fa meno code. Beh, quello di sicuro è importante, ma a parte che adesso con la tecnologia non è che le code siano proprio così esagerate secondo me. Allora questo giovane qui che vedete di fianco a me, che si chiama? Marco Franceschet, di solito si diverte sugli sci, invece oggi aveva una bella responsabilità, giusto? Sì, dai. Cosa hai fatto? Ho preparato la carne, cioè panini per le persone che finivano di fare la gara dopo. Sì, che detta così sembra una cosa semplice, ma in realtà questi qua sono come i lupi quando arrivano, per cui lui aveva una bella responsabilità, però tu fai una scuola che ti insegna a fare questo, no? Sì, dai, frequento l'alberghiero. A che anno sei? Sono al terzo anno. Terzo anno, quindi questi magari ti servono come alternanza scuola-lavoro o no? Beh sì, spero almeno. Allora chissà che la preside ci veda, che tenga conto di sto ragazzo che ha sfamato questi, nessuno si è lamentato, per cui diciamo che sono andati bene, no? Ah sì, non è male. Ma è meglio sciare o meglio far da mangiare? Tutte e due dai. Tutte e due? Non è male. Una risposta diplomatica, grande. A dispetto di tutto quello che si dice, l'alimentazione di chi fa sport è pane, carne e radicchio. Fiorenza Pinese è chi ha la responsabilità di preparare i muscoli di questi che poi si strafogano di cibo, però devono andare in pista e non devono farsi male. Lei, diciamo, adesso seriamente è chi cura la presciistica già da ottobre, novembre, dicembre. No, abbiamo iniziato sì a ottobre, abbiamo fatto i primi 3 mesi fino a dicembre, poi una piccola pausa natalizia, adesso abbiamo ripreso a gennaio e andiamo avanti fino a fine marzo. Quanto conta e quanto è importante fare anche la presciistica e non solo mettere sugli sci la domenica? Secondo me è una cosa fondamentale. Primo perché comunque facendo attività 2 volte alla settimana, un'ora, che non è tantissimo, però insomma noi stiamo anche attenti a prepararli proprio perché abbiano la muscolatura adatta, esercizi di proprio accettività per dorsi, le caviglie, queste cose qui, quindi secondo me è una cosa indispensabile. Quest'anno poi c'è stata un'affluenza molto allargata rispetto agli altri anni, infatti a settembre eravamo circa una quarantina
e quindi vuol dire che la voce si è sparsa e quindi... Dal punto di vista dell'impegno, questi qua che cantano e bevono in palestra poi si impegnano? No, si impegnano molto e molto seriamente. Poi c'è un'età che va dai 25 ai 68, quindi abbiamo tutta la gamma degli sportivi e ognuno dà quello che può, insomma, nel miglior modo possibile. Sempre baciati dal sole come da questa mattina ci avviamo alla conclusione di questa grande festa con il famoso terzo tempo che segue la giornata di fine corso. Qui alle mie spalle stanno spolverando letteralmente i grandi tavoli imbanditi di cibo di tutti i gusti. Con Diego Silvestrini un veloce bilancio di questa giornata, ci eravamo già sentiti prima, ma insomma ci sta in conclusione un commento finale e forse qualche ringraziamento. Sì, anche oggi siamo arrivati alla fine dei corsi, abbiamo trovato una splendida e calda giornata e con l'occasione volevo ringraziare prima di tutto i soci, poi la scuola C Sesto che ci ha fornito tutte le strutture, poi anche il comprensorio sciistico del Trazinen che da 2 anni a questa parte ci ha favorito nelle scontistiche degli ski pass e nonostante questo un sentito ringraziamento va anche a tutti gli sponsor che senza di loro tutto questo non sarebbe possibile, essendo un'associazione senza scopi di lucro, quindi viviamo con i contributi degli sponsor. E quindi sarebbe veramente da invitare gli sponsor a venire e a tastare con mano il clima straordinario che si respira qui tra sport e dopo sport. Sì, esattamente, e grazie a loro riusciamo a avvicinare molta gente agli sport invernali. Quest'anno abbiamo riscontrato un buon bilancio anche perché avevamo molti principianti e questo ci fa ben sperare anche per i prossimi anni. Sì, questo diciamo è il vostro scopo, avvicinare la gente allo sci, quindi avere i principianti vuol dire avere linfa nuova per voi e per il movimento sciistico. Sì, esattamente, avendo molti principianti sono garanzia per i prossimi corsi perché sicuramente proseguiranno e poi anche per le nuove leve che verranno avanti, insomma. Conclude qui la puntata speciale di Per Sport dedicata allo Sci Club Vittorio Veneto che oggi da Sesto Pusteria ha celebrato la giornata finale dei propri corsi. C'è stata una specie di gara tra i vari livelli di apprendimento allo sci, poi la premiazione applauditissima e un atteso e succulento terzo tempo qui a mangiare e bere. È stata una giornata davvero straordinaria. Tutto pensavamo ma non di sudare, anche a questo ha pensato lo Sci Club Vittorio Veneto regalandoci questa giornata davvero splendida e ovviamente da parte dello Sci Club Vittorio Veneto un appuntamento a tutti, principianti e non, per i prossimi corsi della prossima stagione agonistica.